Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Allerta rossa per il maltempo in gran parte della Sicilia in attesa del picco previsto per le prossime ore. Scuole chiuse, città deserte, strade crivellate di buche. La nuova amante di Messina Denaro, interrogata dai magistrati, la professoressa che avrebbe frequentato il latitante, ma non sapevo chi fosse, è indagata per favoreggiamento. Uccisa con 50 coltellate, l'autopsia svela la furia omicida di Giosuè contro la madre. Per lui si valuta una perizia psichiatrica. Ci sarebbe la lite per una casa popolare dietro l'omicidio di un muratore a Trapani. L'uomo è stato colpito con uno stiletto. Catania, il 90% delle colonnine dei parcometri è fuori uso, presi di mira dai vandali per rubare le batterie. Corsa contro il tempo alla vigilia della cerimonia di inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura. Schifani convoca mezza giunta in prefettura per risolvere le criticità. Calcio, campo e mercato per le siciliane. Per la campagna acquisti è attivo soprattutto il Trapani. Il Catania è in ritiro in vista della trasferta di Picerno ed è arrivato il portiere Dini. Oggi è la giornata caratterizzata da un'allerta rossa che riguarda gran parte dell'isola. Pioggia e vento flagella già la Sicilia, ma il picco è previsto per le prossime ore. Isole Eolie già isolate. Giusy Lazzara. Le piogge e il vento flagellano la Sicilia. Eccoli i fiumi di fango in via San Vincenzo che dall'ospedale di Taormina arriva in centro. Non solo pioggia e intermittenza, le condizioni meteo sono in evoluzione, dice l'esperto Daniele Ingemi a Buongiorno Sicilia. Ci saranno dei temporali anche molto intensi che in questo momento si trovano a ridosso del canale di Sicilia e che nelle prossime ore saliranno verso le coste meridionali dell'isola e interesseranno soprattutto il settore orientale, dando luogo anche a locali nubifragi. Bisognerà fare attenzione alle prossime ore al vento che sarà molto forte. Innevata anche l'Etna. Sono attesi accumuli di neve che potranno superare il metro, i 2 metri di altezza sulle aree sommitali dell'Etna. Le previsioni per le prossime ore danno un tempo ancora instabile. Fino a domenica ci sarà il rischio di altri rovesci e temporali, però saranno più isolati, meno frequenti e soprattutto più localizzati. Attenzione poi alle mareggiate con onde alte fino a 5 metri. E in queste mappe della Protezione Civile la quantità di pioggia caduta in Sicilia. Ma l'annuncio del bollino rosso già ha avuto effetti con le scuole e negozi chiusi. A Catania si respira un'aria surreale. Andiamo a vederla con Tonino De Mana. Catania surreale, l'allerta rossa impone cautela, chiusa anche la cattedrale, sospesa la visita al velo di Sant'Agata di una delegazione di monache di Biancavilla, via Etnea letteralmente vuota. Atmosfera surreale in piazza Duomo con la maggior parte delle attività chiuse e pronte ad ogni evenienza. Sacchi di sabbia accatastati uno sull'altro, paratie grandi e piccole a protezione dei negozi per evitare allagamenti. L'esperienza insegna in via Etnea, spesso teatro di inondazioni e quindi osservata speciale in queste ore di maltempo estremo. Niente scuola, chiusi parchi, musei, cimitero e mercati rionali, compreso fiere e pescheria. Molti commercianti hanno deciso di prendersi un giorno di riposo, del resto rimanere aperti con pochissima gente in giro non conviene. Giornata da sfruttare sicuramente proficua per i venditori di ombrelli e mantelline antipioggia, oggi più gettonate dei souvenir. Catania deserta, quasi fosse teatro di guerra, a giudicare dalle tante voragini sulle strade. Qui siamo in via 6 aprile, a pochi metri dalla stazione ferroviaria, dove la strada si sbriciola ora dopo ora, lasciando buche che, riempiendosi con l'acqua, diventano un serio pericolo per automobilisti e scooteristi. Per questi ultimi vige il divieto di circolazione su disposizione del Comune di Catania. Squadre della manutenzione impegnate dalle prime ore del giorno, operai in azione in via Passo Gravina per mettere in sicurezza un tratto all'altezza del sottopasso. Bitume e rattoppi nei pressi degli archi della Marina e a macchie di leopardo in numerosi punti della città. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per pali, rami e cornicioni pericolanti, mentre il mare impetuoso sferza il litorale catanese con le onde che si infrangono sulla scogliera e il bianco della schiuma a dipingere il quadro di una Catania in rosso. E anche a Palermo il maltempo già sta aprendo le voragini nelle strade, un rischio, come abbiamo sentito, soprattutto per i motociclisti. Marco Gullà.
Piove sul bagnato e anche sulle buche. A Palermo il maltempo, oltre ad aver fatto crollare alcuni pali dell'elettricità e alberi nella zona di San Martino delle Scale, sta anche riaprendo diverse buche sull'asfalto, creando non pochi disagi ad automobilisti e motociclisti. La città sembra essere ripiombata nel caos buche. La pioggia costante ha dato il colpo di grazia a tutti quei tratti ammalorati che con poche gocce hanno finito per sciogliersi come neve al sole. Le ferite, già profonde, si allargano, quelle da poco riparate non reggono il rattoppo e a causa dell'effetto pozzanghera diventa difficilissimo individuarle. Queste immagini arrivano dalla periferia. Guardate come si presenta in parte la città: voragini, crepe, strade dissestate, e in tutto questo i motociclisti devono letteralmente fare gli slalom per evitare conseguenze peggiori. L'asfalto cede anche nelle strade principali. La pioggia caduta in questi giorni ha riaperto nuovamente alcune buche che erano state temporaneamente coperte. Il maltempo, che continuerà anche nel weekend, non può che appesantire l'emergenza buche in città. E vi aggiorneremo nelle prossime edizioni sugli sviluppi del maltempo. Intanto cambiamo argomento. Era una professoressa di matematica l'altra amante di Messina Denaro. La donna è adesso indagata per favoreggiamento. In precedenza si era giustificata: non sapevo chi fosse. Laura Spanò. I magistrati della Procura di Palermo, che si occupano da 2 anni delle indagini sui favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, ieri hanno interrogato un'altra delle amanti del boss, oggi deceduto. Si tratta di un insegnante di matematica di Campobello di Mazara che insegna a Mazara, il cui nome ancora rimane segreto. È la stessa donna che un paio di giorni dopo l'arresto del capomafia si era presentata ai carabinieri per dire che con il boss aveva intrattenuto una relazione, ma l'uomo a lei aveva detto di chiamarsi Francesco Salsi, medico in pensione. La professoressa è stata sentita dai PM antimafia di Palermo come indagata, e questo dopo le ulteriori indagini condotte dal ROS dei carabinieri e dallo SCOD della polizia. Diceva di chiamarsi Francesco Salsi, mise allora a verbale, e che era un medico anestesista in pensione. Mai sospettato che si trattasse di Matteo Messina Denaro. Sono sotto shock, aveva detto allora. La donna davanti a PM stavolta però è rimasta in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Indagata di favoreggiamento aggravato, secondo quanto accertato dagli investigatori attraverso la lettura di alcuni pizzini trovati nella casa di Campobello di Mazara, l'ultimo nascondiglio del latitante. Come è stato per Laura Bonafede, anche la professoressa non avrebbe avuto il solo ruolo di amante del boss, ma avrebbe avuto il ruolo di favoreggiamento. Per i PM, l'insegnante ora indagata nei pizzini viene indicato come sbrighisi e handicap. A tradirla anche alcuni particolari emersi nelle lettere al boss firmate da Laura Bonafede, che quindi sarebbe stata a conoscenza della frequentazione tra la professoressa e Messina Denaro. Anche la vivandiera Lorena Lancieri, pure lei condannata, sapeva della relazione e parlava dell'insegnante indicandola come gatta morta. E la Chiesa di Sicilia è unita contro la mafia. I vescovi di tutte le diocesi dell'isola si sono riuniti a Palermo per ribadire l'impegno a diventare sempre più una forza etica, sociale e culturale. Adelaide Barbagallo. Dai vescovi di Sicilia si leva forte una voce contro la mafia e ogni forma di illegalità. L'incontro della Conferenza Episcopale a Palermo, cui ha partecipato anche Don Luigi Ciotti, perché proprio in Sicilia, a Trapani, il prossimo 21 marzo si terrà la giornata della memoria e dell'impegno. Nonostante gli sforzi e i sacrifici finora compiuti, il fenomeno mafioso persiste. Da qui l'urgenza di azioni ancora più incisive. I rapporti tra mafia, politica, corruzione, mafia, ha detto il Procuratore Nazionale, diffusi, disincantati, pragmatici. Le mafie si sono trasformate, loro cambiano. Gli obiettivi restano gli stessi: la dosatura del denaro, il potere, la forza, quello resta. E allora tocca a noi darci da fare di più. Una Chiesa unita dunque contro le mafie, impegnata a diventare sempre più una forza etica, sociale, culturale, partendo dagli oratori, i luoghi dove formare i giovani, soprattutto nei quartieri di periferia, togliendoli dalla strada e, come faceva padre Pino Puglisi, alla manovalanza mafiosa. E cercare di capire lentamente, studiare fino in fondo come dobbiamo rimodulare queste attività straordinarie nei confronti dei giovani, anche in seguito al protocollo che abbiamo firmato con il governo regionale, il quale ha riconosciuto il valore sociale, civile e culturale dei nostri oratori. A Palermo i vescovi di Sicilia hanno anche riflettuto sul ruolo della Chiesa e sulla necessità di unire la testimonianza cristiana con la responsabilità civile.
Sono state più di 50 le coltellate che Giosuè Fogliani ha inflitto alla madre Caterina Pappalardo in tutto il corpo. La donna avrebbe cercato di difendersi al culmine di un violento litigio avvenuto martedì scorso a Messina, nella centralissima via Cesare Battisti. Intanto proseguono le indagini su questa tragedia, probabilmente scaturita dalla richiesta di denaro da parte del figlio, richiesta che la madre non ha potuto esaudire. Gli avvocati del giovane stanno valutando se chiedere una perizia psichiatrica. Ha confessato l'autore dell'omicidio di un muratore a Trapani. La vittima è stata uccisa ieri sera durante una lite su una casa popolare. Laura Spanò. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Liborio Como, il 52enne muratore trapanese ucciso ieri sera al culmine di una lite nel rione popolare di San Giuliano ad Erice. All'alba si è presentato in questura Carmelo Alogna, trapanese di 39 anni, che avrebbe confessato di essere l'autore dell'omicidio. Il delitto, commesso in via Urbino, sarebbe maturato nell'ambito di una gestione di una casa popolare. Liborio Como è stato accoltellato. L'assassino avrebbe utilizzato uno stiletto, un'arma simile a un pugnale. Dalla ricognizione cadaverica eseguita dal medico legale, il cadavere presentava ferite da arma da taglio alla testa e al torace. La procura ha disposto l'autopsia. Intanto proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile. Già da subito era stata esclusa la pista della criminalità organizzata o delinquenza comune. Si era pensato a una questione di donne. Poi stamane la svolta. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi di un locale conosciuto come Aputia. La polizia è stata informata con una telefonata pervenuta al 113. Per tutta la notte gli investigatori hanno ascoltato familiari della vittima e abitanti della zona per raccogliere elementi utili a far luce sulla vicenda. Un 17enne che era alla guida senza patente di una Smart, senza copertura assicurativa, è stato arrestato dai carabinieri di Mascali in provincia di Catania al termine di un inseguimento. L'auto non si era fermata ad un controllo e il ragazzo ha tentato di fare perdere le proprie tracce correndo per le strade, inseguiti dalla pattuglia dell'Arma. Quando i carabinieri sono riusciti a superare la Smart, il conducente dell'auto ha speronato l'auto di servizio, ma dopo l'urto la sua vettura si è fermata. Il 17enne e un maggiorenne che era con lui hanno tentato di fuggire a piedi, ma sono stati bloccati. A Catania il 90% delle colonnine dei parcometri è fuori uso. Sono presi di mira dai vandali per rubare le batterie, ma a farne le spese gli automobilisti. Tonino De Mano. Un autentico raid contro la sosta a pagamento o la spregiudicata azione di bande impegnate a razziare le batterie dei nuovi parcometri. Catania si interroga sull'ennesimo scempio che danneggia le casse di AMTS e naturalmente gli utenti. Sotto tiro il 90% delle colonnine piazzate in tutta la città, alcune fatte saltare con le bombe a Capodanno, altre depredate delle batterie che servono per alimentarle. Purtroppo l'azienda e in generale la città ha subito gravi episodi di vandalizzazione sui parcometri, con oltre 220 dispositivi su 300 gravemente danneggiati. Un danno economico non indifferente per AMTS ed inevitabili disagi anche per i tanti automobilisti. Le persone non sanno dove andare a prendere il biglietto e praticamente non tutti sono in possesso dell'app, vedi gli anziani. Situazione che dovrebbe tornare alla normalità tra un mese circa. AMTS fa sapere che per la sosta sulle strisce blu si potranno utilizzare altri sistemi di pagamento tramite app o presso le tabaccherie autorizzate. Ed è corsa contro il tempo ad Agrigento alla vigilia della cerimonia di inaugurazione di Agrigento, capitale della cultura, ma Schifani convoca per il pomeriggio mezza giunta in prefettura per risolvere le criticità ancora esistenti. Davide Sardo. Agrigento è nel caos a poche ore dalla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso domani per l'inaugurazione di Agrigento, capitale italiana della cultura. La cerimonia, che si terrà al Teatro Pirandello, sarà trasmessa in diretta su Telecolor a partire dalle 10:45. Il centro cittadino è ancora un cantiere a cielo aperto. I lavori di ricodificazione, avviati solo pochi giorni fa, proseguono freneticamente lungo il percorso del corteo presidenziale, causando traffico, divieti e malumori tra i cittadini che lamentano confusione e scarsa organizzazione. Qui siamo a 50 metri da Palazzo dei Giganti, sede del comune, dove le macchine sono intente a rifare la pavimentazione.
Sono invece stati completati i lavori di impermeabilità del teatro che, a pochi giorni dalla cerimonia, presentava infiltrazioni d'acqua, suscitando l'ennesima ondata di polemiche. Ad Agrigento è ancora una giornata di pioggia che causa non poche preoccupazioni, ma domani dovrebbe tornare il sereno. Meteo a parte, molti criticano l'improvvisazione e i ritardi, sostenendo che interventi pianificati con maggiore anticipo avrebbero evitato disagi. A poche ore dalla giornata storica che inaugura l'anno dedicato alla cultura, dunque è ancora una corsa contro il tempo per offrire una città all'altezza dell'occasione. E nel pomeriggio, presso la prefettura di Agrigento, è in programma una riunione alla presenza del Presidente della Regione Renato Schifani e di gran parte della sua giunta. L'incontro sarà dedicato ad affrontare e discutere le criticità legate all'organizzazione della cerimonia di domani. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per parlare fra l'altro delle polemiche che continuano sulla sanità. Non accenna a placarsi la bufera sulla sanità siciliana. Dopo le dimissioni dell'assessore Volo, le opposizioni attaccano sia il dirigente generale Iacolino sia il neo assessore Faraoni. Sentiamo Maglio Viola. Una nomina in piena continuità con quel che è stato fatto fino ad ora. All'indomani della sostituzione in corsa dell'assessore regionale alla salute Giovanna Volo al centro della bufera di critiche per la situazione della sanità siciliana, a sedersi sulla scomoda poltrona di piazza Ottavio Zino è Daniela Faraoni, accolta dalle opposizioni e dal sindacato di sinistra in maniera gelida. Duro ieri stesso il capogruppo di Italia Viva ed ex sottosegretario alla salute Davide Faraone, che ha parlato del neo assessore come di vice disastro. Duro anche il segretario generale della CGIL Alfio Mannino, che stamattina parla di parecchie inadeguatezze già dimostrate dalla Faraoni da manager dell'ASP 6. A difendere da subito il neo assessore scende compatta la maggioranza. Totò Cuffaro parla di guasti della sanità che discendono da errori del passato. Il capogruppo di Forza Italia all'Ars Stefano Pellegrino sottolinea le competenze del neo assessore. Auguriamo buon lavoro alla dottoressa Faraoni, sapendo che ha una comprovata esperienza, una comprovata competenza e certamente darà un seguito a quello che è stato il lavoro sia parlamentare sia dell'assessorato. Ma la Faraoni avrà comunque una tregua. Bersaglio degli attacchi adesso è il dirigente generale dell'assessorato Salvatore Iacolino. Come il PD nei giorni scorsi, anche la CGIL oggi spara sul dirigente. Dopo quello del lavoro ci aspettiamo un passo indietro anche da parte di Iacolino, che di fatto ha avuto la direzione politica dell'assessorato, dice anche in questo caso Alfio Mannino. Il cambio del dirigente è una possibilità concreta adesso, sia per completare l'operazione di spegnimento delle polemiche, sia perché la Faraoni ha lasciato libero il posto all'ASP 6, che è pur sempre il primo amore proprio di Iacolino, e per quel posto il dirigente generale ha tutti, ma proprio tutti i titoli. Cambiamo argomento, è andato a Ruba il numero speciale di Topolino che parla in dialetto catanese, ma per gli appassionati sappiate che è pronta una ristampa. Orazio Longo. Attia chi sta fanno, dice zio Paperone, stu cosu ca facisti è morscio, e Archimede a rispondergli, millai a vantari. Topolino numero 3608 è un omaggio al linguaggio, spiega Alex Bertani, direttore editoriale del settimanale a fumetto, pubblicato in 4 dialetti, milanese, fiorentino, napoletano e catanese, in occasione della giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. In Sicilia è andato venduto tutto in meno di mezza giornata, facendo la gioia di chi ha fatto in tempo a comprarlo e lo sconforto di chi lo ha perso. Tanto che in rete sono apparse copie a prezzi da collezione molto oltre i 100 euro ciascuna. Ma adesso sul sito della Panini è comparso il messaggio che può rassicurare tutti gli appassionati. Il numero 3608 sarà di nuovo disponibile dalla prima settimana di febbraio in prenotazione. Un movimento che ben si spiega se si considera che per esempio l'Italia è stato il primo paese in cui Topolino ha avuto una testata tutta sua. In questa storia scritta da Nicolò Testi e disegnata da Alessandro Perina dal titolo Zio Paperone, il PDP 6000, si racconta dell'ennesimo tentativo dei Bassotti di entrare nel deposito di Paperone per derubarlo. Lui, stanco di questa situazione, chiede ad Archimede di organizzare una soluzione definitiva e questi crea un sistema di antifurto con a capo una specie di intelligenza artificiale, il PDP 6000. Al progetto è dedicata anche una cover tricolore realizzata da Andrea Freccero. Per declinare Zio Paperone, il PDP 6000, nei 4 dialetti, Panini si avvalsa della collaborazione di Riccardo Regis, ordinario di linguistica italiana all'Università di Torino, esperto di dialettologia, che ha coordinato un team di linguisti. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e poi torniamo per parlare di calciomercato.
eccoci ancora in studio con la pagina sportiva. Vediamo tutte le novità di calciomercato nel servizio di Francesco Triolo. Con l'avvicinarsi del weekend di gare il mercato inizia a lasciare spazio al campo. In Serie B il Palermo, dopo la vittoria contro il Modena, cerca il bis ancora al Barbera, dove domenica arriva la Juve Stabia. Il dubbio di Dionisi è legato soprattutto al portiere, con Sirigu che dovrebbe conservare la maglia da titolare, ma Te Planche si è ripreso dall'ultimo infortunio già prima del match con il Modena e ora è totalmente disponibile. Altro ballottaggio in mezzo al campo tra Diakité e Pierozzi. Sul mercato è sempre il nodo attaccante a tenere banco, si prova ad accelerare per Adorante, ma si fa spazio l'ipotesi Borrelli del Brescia. Il Catania è da ieri pomeriggio in ritiro in vista della trasferta di domenica a Picerno. C'è da cancellare la sconfitta contro la Juve e da farlo su uno dei campi più complicati del girone. In casa i lucani hanno conquistato 22 punti, meglio ha fatto solo la capolista Benevento. I movimenti di mercato sono pressoché in uscita, a cominciare da Verna, inizialmente destinata alla Ternana, che invece andrà al Trapani, e poi da Andrea, come ha detto il vicepresidente Grello, ufficializzando di fatto anche l'arrivo del portiere Dini, che ha raggiunto la squadra in ritiro. Sul fronte mercato la società più attiva è il Trapani, scatenato negli ultimi giorni dopo l'arrivo di Ciuferri a titolo definitivo dal Giuliano. Il presidente Antonino sui social ha ufficializzato una serie di ingaggi. Detto di Verna, in Granata arrivano Anatriello dal Messina, Liotti dall'Avellino, Mulè dal Pescara e altri ne dovrebbero arrivare. Intanto la squadra di Capuano prepara la gara di domani pomeriggio al Provinciale contro il fanalino di coda Taranto. Situazione al limite del paradossale a Messina. Per il posticipo di lunedì al Franco Scoglio contro il Crotone, Modica potrà contare al momento su circa 14 giocatori. L'arrivo di Dumbravanu riempie una casella in difesa, ma resta da capire se potrà giocare subito. Si attendono i rinforzi, ma soprattutto la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà, rinviata di settimana in settimana. E dopo il TG, come ogni venerdì, c'è Preview nella trasmissione condotta da Marco Carli. In primo piano il negativo avvio del 2025 per il Catania, che rileggeremo attraverso i dati del campo e le parole di Grella in conferenza stampa. Non mancherà, come sempre, l'analisi tattica della prossima partita con il Picerno, il punto sul mercato e le ultime sulle altre siciliane di Serie C, Messina e Trapani. È tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.